Sì. Sei riuscito ad arrivare a casa? Sì, ho fatto le cose. No, ma ho fatto anche la doccia perché abbiamo faccio tutta la prima ora all'RQM e fatto sole. Siete riusciti a... Ma abbiamo visto una parte laterale che poi no, bisogna fare dietro. Strano. Curiosa. Ciao. Ciao. Sei fortunato. Io non ho preso. Io ho delle monete. Sì, va bene. Sì. Adesso venendo un giovanotto mi ha chiesto 50 centesimi. Quanto ti devo dare di resto? 5 euro. 5? Grazie. Ciao Silvia. Ascolta, dammi questo. Mi hai preso tutto il... Vabbè, ti devo già 10 euro. 10, no, li ho dati a Valeria. Io poi c'ho 20 ancora. Aspetta, Dai, te li do dopo. Dobbiamo... Ah, è vero, infatti mi ho pensato. Sì, sì, sì. Ok, ma allora se hai dato le tue come stai? No, c'ho solo... No, sì, 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 sì. Ecco infatti, no. Sono contenta che sei venuta. Assolutamente, prendono questi preziosi monumenti. Io sono Franco Meloni. Scusate, sono Franco o vuoi anche tu? Va bene, Franco. Grazie. Grazie. Dov'è? Roberto. Ciao, Futura, siamo già conosciuti. Do questa. Non lo so se ci sono. Vabbè, mi sono familiare per questo. Finalmente un po' di giovani. Faccio tutti da 5. Tu dai, Non è uno dall'altro. Sei tu grande, grazie. hai visto da poco, Un po' di cambio. pure. No, non l'ho mai conosciuto in realtà perché... Grazie. Dobbiamo portare qui, Sì, mi che- piacerebbe un autografo, dai. è che Se alla posso sua età, chiedertelo. ma è veramente No, infatti è Laura, giusto? Sì, anzi in realtà ad Alessia, perché lo sto dando a Ok. mia sorella in realtà. Lo darò alle E questi gli anni Ma che fate facendo? A lui devo dare 5 e a te 10. Non lo so, io non sto capendo niente, sinceramente. Grazie mille. Oh Roberto, guarda che chiamo, faccio parlare per telefono. Tu sei l'autrice? Sì. Io mi chiamo Letizia. Oliveria, Olinone Olivetti. Grazie. Grazie a lei.
Chi è in ritardo? Presidente della scuola di cultura politica. Sì, le 5 euro di euro, che mi fa A me niente. si resti con che hai dato. Aspetta, tolgo intanto. Va bene, direi che possiamo iniziare. Beh sì, anche a te veramente finiamo per le 15. Ma io non so come c'è tu l'hai fatto? Sì, Problemi ai buonasera a tutte, buonasera a tutti. Grazie per la vostra presenza. Pensavamo di iniziare. Ringrazio le organizzazioni che hanno sostenuto questa presentazione, questa iniziativa insieme al Manifesto Sardo, alla Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco e il giornale online cugino del Manifesto Sardo, Aladin News, diretto da Franco Meloni, Aladin Pensiero. Il libro che presentiamo stasera, edito da SEB 27, Crisi globali e affari di piombo, politica e industrie italiane nel mercato internazionale delle armi da guerra, vuole anche essere un'occasione, una opportunità di confronto con il mondo dell'associazionismo democratico, del terzo settore, del pacifismo e dell'antimilitarismo. Non sono comuni le occasioni che abbiamo di fronte per discutere e per confrontarci. Con noi è presente l'autrice Futura d'Aprile, che è una giornalista italiana che collabora con il Domani, il Fatto Quotidiano, l'Inchiesta e TP. Si occupa di Medio Oriente con un focus particolare su Turchia e Siria, sulla questione curda, relazioni internazionali, conflitti e, nel caso che tratteremo oggi, la difesa e l'industria militare. Ricordo che ha anche scritto dei reportage dalla Palestina, dal Kurdistan turco e dalla Turchia. L'anno scorso, a settembre dell'anno scorso, a un anno di distanza, è uscito il suo primo libro, che è una panoramica italiana sulla
difesa e sull'industria militare. Io sarò molto breve perché vorrei dare la parola a Futura e soprattutto a un'ampia serie di interventi che si sono prenotati da tempo per questo evento. La nostra quotidianità è scandita da alcune piccole certezze che ci ricordano di abitare in un mondo sbagliato, un mondo che non mette al centro le persone, che non mette al centro i loro bisogni, le loro necessità, ma solo i mercati e la finanza. E queste piccole certezze sono presenti in tutto il mondo e si possono toccare con mano qui in Sardegna, un'isola avvelenata da modelli di sviluppo neocoloniali che ci hanno trasformato in una terra di sfruttamento, di disuguaglianza, di inquinamento, di occupazione militare e di economia di guerra. Il libro della giornalista Futura d'Aprile raccoglie in maniera precisa e analitica una parte di queste certezze, fornisce delle prove, dei dati, indica dei numeri, indica le responsabilità e riesce a dare un volto e un nome all'industria bellica e agli effetti della produzione sulle aree del mondo coinvolte nell'esportazione, che qui è il fulcro del nostro del libro, del nostro discorso qui stasera. Questo è un lavoro prezioso che ricostruisce lo stretto rapporto che c'è tra l'industria bellica e i governi italiani che si sono alternati al potere dal 2015 al 2021 e fornisce strumenti politici, giornalistici, giuridici per farci conoscere gli obblighi, i vincoli che gli stati, Italia compresa, devono rispettare quando decidono di vendere o di interrompere la vendita di un determinato armamento a un altro Stato. Perché nonostante esistano precisi e specifici limiti imposti dalla Costituzione, dalle leggi, dalle norme che regolano l'esportazione di materiale bellico, l'Italia continua a fornire materiale militare a paesi in guerra che violano i diritti umani. E lo fa sfruttando cavilli, zone grigie, esclusivamente per fare affari con regimi autoritari e coinvolti in conflitti armati con conseguenze negative sulla vita e sulla sicurezza delle popolazioni dei paesi destinatari di armi e di munizioni. Per capire questa nuova corsa al riarmo iniziata con la guerra in Ucraina è necessario comprendere le leggi che regolano il bilancio della difesa, comprendere chi stabilisce la previsione delle spese e dei ricavi, l'ammodernamento delle basi militari, dei sistemi di armamento e capire quanto è cambiata la linea e l'orientamento del Ministero della Difesa a partire da Lorenzo Guerini. Se non comprendiamo quando e perché è maturato un cambio di postura più offensivo dell'Italia, non possiamo comprendere l'origine della narrazione che ha contaminato il mondo della politica, il mondo del giornalismo, secondo cui il rafforzamento della nostra potenza militare europea e italiana, comunque di un paese, corrisponda ad una maggiore sicurezza interna. E allora quanto incide l'industria militare con la proiezione internazionale dell'Italia? Esiste una relazione tra investimenti alla difesa e poi la sicurezza delle persone? E perché chiudiamo gli occhi sull'impatto negativo di queste scelte che hanno sulla vita delle persone, dei migranti, sulla vita delle persone che vivono nei paesi in guerra, nei regimi repressivi e autoritari che contribuiamo a rafforzare con la nostra industria militare?
La prima regola del commercio delle armi è che non esiste crisi. Non esiste crisi nemmeno in caso di pandemia. La seconda regola del commercio mondiale delle armi è la profonda connessione con l'economia di guerra e il nostro modo di vivere, di produrre, di consumare, come nel caso della fabbrica di bombe RVM. Alex Zanotelli, nella prefazione di questo libro, ha evidenziato bene proprio come un sistema così ingiusto, così iniquo, un sistema basato sulla violenza, sulla crudeltà, che determina un futuro dove i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri saranno sempre più poveri, si può reggere solo perché i ricchi sono armati fino ai denti. E aggiungo alle parole preziose di Zanotelli che questo impoverimento globale viene accompagnato da un costante e progressivo impoverimento delle libertà civili, dei diritti civili e delle libertà individuali. Vi ringrazio, lascio la parola a Futura d'Aprile, che scuso per questa mia sintesi, ma ci tenevo insomma a dare spazio e parola a tutte le organizzazioni presenti. Benvenuta. Grazie per essere qui e a tutte le organizzazioni coinvolte nell'organizzazione di questo evento. Per me è molto bello essere qua in Sardegna perché uno dei motivi per cui ho scritto questo libro è anche quello che è successo qui con l'RVM, quindi quello che insomma, sapete anche meglio di me. Quindi ecco, grazie ancora per questo invito. Devo dire che ho fatto una sintesi così perfetta che forse dovrei anche andarmene, non so altro. Però, visto che siamo già tutti quanti qui, ci sono tante cose da dire, magari inizierei la prima cosa che sottolineavi, quindi quali sono i rapporti tra le aziende e lo Stato, che cosa questo comporta poi a livello di proiezione dell'Italia nel mondo, che è una cosa molto importante, che vuol dire che è anche quello che noi come cittadini rappresentiamo quando andiamo all'estero, quali sono le connessioni che le persone fanno quando sentono che vengono da Roma, vengono da Cagliari, quindi sono italiana. La connessione tra il mondo dell'industria delle armi e della politica è molto stretto, lo è sotto diversi punti di vista. Diciamo, quello più ultimamente abbiamo visto come più lampante è quello di questi cambiamenti, perché abbiamo dei soggetti che passano dalla politica all'industria e dall'industria alla politica. Quale caso migliore se non quello del nostro Ministro della Difesa, che è passato dall'essere il direttore di un'agenzia che si occupa di promuovere gli interessi dell'industria bellica a essere, per appunto, nel giro di nemmeno una settimana, quello che decide quali sono le industrie a cui vanno poi i finanziamenti statali. Tra l'altro è bene anche ricordare che due delle grandi industrie, delle più grandi industrie che abbiamo in Italia e che sono tra l'altro a partecipazione statale e così grandi da rientrare ogni anno e anche quest'anno tra le prime 100, addirittura le prime 20 più importanti e più lucrative nel mondo sono la Leonardo, ex Meccanica, e la Fincantieri. Sono entrambe due industrie che sicuramente tutti abbiamo sentito nominare e che sono a partecipazione statale. Quindi questo vuol dire che gli interessi di queste aziende, quindi anche il fatto che loro facciano profitto, firmino contratti, siano appunto in questa bella lista delle 100 aziende più importanti del mondo, vuol dire fare gli affari dello Stato, fare gli interessi dell'Italia. E questo è stato detto insomma, chiaramente da più ministri, da più governi, perché un'altra cosa da sottolineare è che la corsa di armi, ecco, tra l'altro non parte neanche adesso con l'Ucraina, è solo più evidente rispetto a prima. Adesso c'è una giustificazione per questo, o meglio, l'hanno girata in modo tale che diventasse la giustificazione questa guerra per spendere sempre di più, per farlo in maniera anche molto palese, quindi continuare con questa narrazione i costi per la difesa non sono dei costi, per appunto, sono un valore, qualcosa in cui bisogna investire perché vuol dire avere un ritorno in difesa, un ritorno in immagine, un ritorno in politica estera. Vuol dire, secondo questo governo, ma non solo questo, anche quelli precedenti, poter contare qualcosa, poter dopo andare a dire in Europa, se non addirittura a livello di NATO, ma quello non ci stiamo riuscendo, a dettare un po' le regole, a dire che cosa va fatto, in che modo bisogna investire, quali sono i progetti, perché questo lo vediamo anche in un contesto europeo. È bello sentirsi dire siamo in Europa e quindi
ci muoviamo nella stessa direzione, gli interessi italiani sono anche quelli francesi, lituani e dei vari paesi. In realtà non è così. Adesso stiamo sprecando dei soldi pubblici europei in 2 progetti diversi, ma alla fine uguali, per il prossimo calcio del futuro, in cui c'è l'Italia da una parte, un altro progetto c'è la Francia e la Germania. Quindi ecco, queste sono tutte quelle relazioni che emergono quando si va a guardare il mondo dell'industria delle armi. Per l'Italia è importante perché c'è questa idea di contare di più attraverso la forza militare, attraverso non soltanto il far vedere che abbiamo tante cose che siamo forti, ma anche attraverso le missioni militari all'estero, che sono aumentate adesso con gli ultimi decreti, con appunto ancora una volta la scusa della guerra, per cui abbiamo ancora più soldati rispetto a prima schierati nella parte est dell'Europa, visto che la guerra insomma è ovviamente in Ucraina, come sappiamo. Però sono anche dei modi per poter stringere alleanze, perché vendere una fregata piuttosto che vendere delle bombe, ecco, ritornando al caso dell'RUM, o anche sistemi di sorveglianza, perché poi la questione non è soltanto quello che noi vediamo, che già associamo di base ad un contesto bellico, ma c'è tutto un mondo, ecco, di questi sistemi di sorveglianza che pure sono militari, che appunto creano poi una relazione molto stretta con gli stati a cui vendiamo. E guardiamo il caso, ecco, dell'RUM, che tutti quanti conoscete. Ad aver smesso di vendere bombe agli Emirati Arabi Uniti e all'Arabia Saudita, perché come sappiamo quelle bombe erano finite in Yemen, quindi addirittura nelle mani delle milizie affiliate a questi 2 paesi del Golfo, e questo vuol dire poi vendere a questi paesi vuol dire non poter poi dopo interrompere i rapporti. Se lo fai hai delle conseguenze. Quando l'Italia ha smesso di vendere questi prodotti ai paesi del Golfo ci sono stati dei problemi. Guerini in quel momento era su un aereo militare che stava andando in Afghanistan, non è riuscito ad arrivarci perché gli Emirati gliel'hanno proibito, siamo stati anche minacciati di chiudere una base militare italiana che è nel Golfo, quindi è questo che vuol dire fare affari. Quindi sì, l'obiettivo dell'Italia è investire in armi, vendere le armi per poter poi avere delle relazioni, ma queste relazioni sono spesso una trappola, perché si fanno con paesi che violano i diritti umani, che sono più o meno coinvolti nelle guerre, appunto gli Emirati e l'Arabia Saudita sono coinvolti nella guerra in Yemen, ma anche per citare un caso molto più recente, quello dell'Azerbaigian, anche quello è un paese a cui noi continuiamo a vendere armi, e poi tra l'altro importiamo poi anche il gas, quindi non soltanto lì vendiamo le armi, ma tramite il gas lo riforniamo di soldi che poi non sappiamo ovviamente dove vanno investiti, una parte verrà sicuramente investita anche in armi perché c'è stato un aumento spropositato da parte di questo paese degli investimenti nella difesa. Quindi è un mondo veramente che si intreccia con tantissimi altri, dall'economia alle relazioni internazionali, alla diplomazia, però è secondo me veramente molto spesso una trappola che uno Stato, in questo caso lo Stato italiano, tende a se stesso perché vendi a qualcuno da cui poi di cui non ti puoi liberare. Grazie. E tra l'altro questa cosa la si è vista anche con il caso Regeni, quindi ogni tanto è bene ricordare che l'Egitto ha ucciso un nostro connazionale, ha buttato il cadavere per strada e continua a negare ogni responsabilità e a negare aiuto alla magistratura, è un paese verso cui noi continuiamo a esportare tranquillamente, perché è più importante continuare a contare il Mediterraneo. Tra l'altro in questi giorni dovrebbe esserci una nuova esercitazione militare congiunta tra l'Italia e l'Egitto appunto nel Mediterraneo, in cui fare sfoggio anche delle fregate che l'Italia continua a vendere, ha continuato a vendere anche subito dopo l'omicidio di Regeni all'Egitto. Quindi queste sono tantissime sfaccettature, però volendo un po' sintetizzare, la relazione è veramente stretta perché da una parte riassumendo abbiamo questi soggetti che passano da un incarico pubblico a privato e viceversa. Ecco, l'altra cosa che viene in mente è Minniti, che lui è passato adesso a dirigere questo MedOr, che è un comitato consultivo, insomma, scientifico di Leonardo, che tanto sembra quasi diventata la nostra nuova diplomazia italiana, quindi forse anche quello è un attimo da guardare meglio. E dall'altro, ecco, ovviamente, o D'Alema, che voleva vendere i sottomarini alla Colombia, è diventato improvvisamente consulente della difesa. Quindi, ecco, sono relazioni molto strette che però poi comportano questo, che tu sei lì e dopo come fai a condannare quello che fa l'Egitto, come fai a dire agli Emirati Arabi Uniti che devono rispettare i diritti umani, come fai a dire al Qatar che non possono uccidere tutti quei migranti per poter fare gli stati che servono poi ai mondiali. Non puoi, perché se poi lo fai dopo come giustifichi il fatto di
di vendergli quelle armi. E qui torniamo a un altro argomento che tu citavi, che è quello delle leggi. Ci sono delle leggi in Italia che proibiscono questa cosa, non soltanto la Costituzione, che appunto si decreta che l'Italia è un paese che ripudia la guerra, ma abbiamo anche una legge che è la 185 del 90, nata appunto nel 1990, che regola questo export, cioè dice chiaramente che ci sono dei paesi a cui l'Italia non può vendere armi, non può vendere armamenti, che sono paesi che sono in guerra, che sono in conflitto, che non rispettano i diritti umani o che dedicano comunque una grossa parte del loro PIL alla difesa. E poi vediamo che c'è sempre qualche sotterfugio, qualche zona grigia appunto da sfruttare per poter continuare a farlo, perché serve per esempio un organismo internazionale che dica che questa cosa non si può fare, quindi per esempio l'ONU che fa le liste dei paesi sottoposti a embargo, parziale o totale che sia. Quindi ci sono sempre dei modi per aggirare, purtroppo la cosa peggiore è che il governo, questo governo attuale, sta discutendo in Parlamento una modifica a questa legge, con l'obiettivo di esautorare un ufficio che esiste tuttora, che si chiama UAMA, che è quello che in maniera amministrativa, che poi nemmeno troppo, decide cosa si può fare e cosa no, togliere i poteri a questo organismo e praticamente riaffidarli come era prima al governo, per cui queste decisioni diventano decisioni politiche. E qui torniamo alla relazione forte che c'è tra industria e politica, perché tu a quel punto non vuoi più non vuoi più dare a qualcun altro il compito di decidere, non si vuole più rischiare che la società civile, che per questo è un altro punto importante, sia in grado di usare le leggi che esistono per fare qualcosa contro quello che fa il governo. Perché se nel 2009 è scoppiato tutto lo scandalo dell'RVM, non è perché qualcuno nel governo ha fatto qualcosa, perché sicuramente non è stato quello. C'è stata un'inchiesta giornalistica, c'è stata una forte mobilitazione della società civile. Qui a Iglesias, la parte, le zone che voi conoscete, e quello ha portato poi a livello nazionale a una ulteriore mobilitazione e una presa di posizione appunto inevitabile del Parlamento. E tra l'altro questa stessa legge, la 185 del 90, è una legge che nasce ancora una volta dal basso. C'è una fortissima mobilitazione negli anni 90 dopo una serie di scandali, perché l'Italia prima del 90, il governo italiano poteva vendere quello che voleva a chiunque, non doveva dare non doveva dire niente, cioè non doveva poi dare conto al Parlamento, come adesso è costretto a fare, di quello che faceva. E quindi c'era ovviamente questa totale libertà, abbiamo venduto a paesi che erano in guerra, in cui non c'erano i diritti umani, tra l'altro anche in barba alle volte a degli embarghi internazionali. Nella guerra dell'80-88 tra Iran e Iraq siamo arrivati a vendere entrambi le parti le mine, giustamente ben due belligeranti perché non guadagnare entrambe le parti. Mine che tra l'altro sono ancora lì, 30 anni dopo, sono tutti e due paesi nella parte al confine hanno ancora problemi di mine, quindi parliamo di bambini tuttora mutilati da queste mine, perché siamo riusciti anche a fare le mine migliori del mondo a un certo punto negli anni 80, quindi questo era il vanto italiano. Però non è detto che debba essere questo il vanto italiano, perché dobbiamo essere il paese che fa le migliori mine, perché dobbiamo essere il paese che continua a investire nelle armi, quando potremmo essere altro. E poi ognuno di noi può effettivamente immaginare cosa potrebbe essere l'Italia. Quando ci penso io, la cosa che mi viene in mente è che potremmo essere un paese che si distingue per la diplomazia, per il valore culturale, perché quando esci dall'Italia, esci dall'Europa e dice a qualcuno che vengo dall'Italia, dal paese di provenienza, c'è sempre questa reazione un po' sognante sì, l'Italia è il paese della cucina, del cibo, dell'arte, della cultura. Ed è quello forse il capitale che non dovremmo valorizzare, il fatto che siamo un paese di cultura, un paese di storia, un paese magari anche della moda, che ci può piacere o meno, insomma, però siamo associati molto spesso a questa cosa del bello, non alla morte, non alla guerra, però più continuiamo a investire in armi, più continuiamo a puntare su un'industria che non è un'industria civile, è un'industria della cultura che valorizza tutto quello che abbiamo, ma un'industria che è l'industria della morte. A tutto punto cambierà anche l'immagine che si ha di noi all'estero, ed è quello che insomma dove alla fine arriveremo se continuiamo su questa direzione. Ma si spera di no, però il rischio è un po' questo. Grazie Fortuna. Allora, è vero che questa inchiesta, questo saggio ha una durata, ma potete continuare a leggere un aggiornamento costante
delle inchieste di Futura, che in qualche modo continua il percorso di questo libro, sugli articoli che pubblica abbastanza spesso ultimamente su il giornale il Domani. Bene, possiamo concludere questa parte. Vorrei ricordarvi due cose. La prima è che questa assemblea è totalmente autofinanziata, quindi vi chiederemo prima di andare via un piccolo contributo da lasciare nella cassettina qui a fianco a me. Poi vorrei intanto salutare Roberto che è arrivato, il presidente della scuola di cultura politica Francesco Cocco. Non so se vuoi dire due parole, o Franco, posso continuare? Allora, va bene. Vorrei dare, insomma, in accordo con voi, a ogni persona che interviene a questo dibattito un massimo di 8 minuti. Se siete d'accordo, che sono comunque, diciamo, abbastanza. Io al quinto minuto richiamerò la persona per ricordare che gli rimangono solamente 2-3 minuti. Le prime persone che vorrei chiamare qui sono le attiviste del movimento contro le occupazioni militari a Foras. Perché abbiamo pensato di coinvolgerli? Anche perché insieme alla scuola e alla di pensiero sono presenti anche come proprio logo nella locandina, perché il 2 giugno di quest'anno è stata organizzata una manifestazione molto importante a cui hanno aderito molte delle nostre organizzazioni qui presenti, oltre una trentina di organizzazioni, movimenti, sindacati, partiti della sinistra e dell'autodeterminazione che hanno sfilato lungo la città, ricordando alle istituzioni che in questa terra non vogliamo più l'occupazione militare, che vogliamo il superamento delle basi militari, che vogliamo le bonifiche e la fine della fabbrica di bombe RVM. Quindi ci sembrava importante incoraggiare la loro partecipazione qui stasera, e quindi lascerei a loro la parola per il primo intervento di dibattito. Prego. No, prego, vieni. A Foras, Sanato del Sole Europeo da ricordare. Salve a tutti, noi siamo qua come, diciamo, delegazione di Aforas, che è appunto un movimento che raccoglie singoli, collettivi, comitati e associazioni in virtù della contestazione della lotta contro l'occupazione militare della Sardegna. Perché contro l'occupazione militare? Perché questa presenta dei risvolti ambientali, dei risvolti sociali, dei risvolti etici. Ambientali dal punto di vista dell'occupazione, appunto, diciamo meramente di superfici, quindi del 60% dell'isola, che è il 60% del territorio nazionale che risiede appunto nell'isola e che è destinato appunto all'uso militare, il cui uso è interdetto all'uso civile e alla fruizione da parte dei sardi e delle sarde. Per una questione sociale, in quanto questi territori sono territori sterili, come sappiamo, perché appunto destinati a esercitazioni o comunque se non lungo tutto l'arco dell'anno, ma comunque sono dei territori a cui non si può accedere. E dal punto di vista delle ripercussioni sociali, il fatto che per un discorso meramente economico questi territori sono interdetti a quella che può essere l'uso turistico, comunque l'uso agricolo del territorio, l'uso civile in generale,
E parlando invece di un discorso sanitario, si hanno numerosi dati che riguardano le ricadute per quanto riguarda tumori e sia sulle persone che sugli animali, per non parlare dell'inquinamento sul territorio, quindi il deterioramento proprio dei terreni, in quanto comunque molte di queste tecnologie belliche sono fortemente nocive per i territori, tant'è vero che poi, facendo una chiusa sulle ripercussioni negative, dato che a Foras si propone, come anche altri movimenti e altri comitati, quello di restituire l'uso di questi territori, di questi spazi, che sono sia spazi concreti, ma sia anche spazi che vengono tolti ad un diverso ragionamento che si potrebbe fare sull'utilizzo del territorio, rendendo quindi anche la bonifica molto più laboriosa. Bonifica che ovviamente noi auspichiamo e che ci si propone appunto come movimento. Abbiamo pensato molto al fatto a questa parola movimento come un qualcosa che vuole racchiudere un ragionamento di critica che comunque coinvolge anche persone che sono sempre anche soltanto poste la domanda di come potrebbe essere sicuramente la Sardegna, ma forse anche territori più vasti se non venissero designate così tante risorse verso l'industria bellica. Quindi anche soltanto per una questione di informazione sicuramente credo che questo lavoro sia molto importante. Infine parlavo del risvolto etico e quindi il fatto che molto spesso e soprattutto ultimamente si stia accostando il termine guerra giusta e conflitto giusto per dare una motivazione anche etica al discorso bellico, cosa che viene proposta anche nelle università e quindi viene convertito un investimento che è puramente economico ad una valenza, come si può dire, di utilità sociale. È interessante quindi capire come in realtà questo discorso potrebbe essere sviluppato e distaccarsi un po' anche dalla lettura che viene fatta e che viene presentata molto spesso alle persone. Io direi che chiudo perché appunto volevamo fare questo intervento e dare comunque la nostra presenza alla presentazione di oggi. Molti di voi hanno militano tuttora, partecipano tuttora alle iniziative di Aforas e di altri movimenti che appunto si pongono in maniera critica rispetto all'occupazione. Ricordo che il 1° di ottobre, che è una domenica, ci sarà un'assemblea pubblica dove ci sarà la restituzione del campeggio che c'è stato ad agosto appunto di Aforas, e sarà il 1° di ottobre nell'associazione Sardegna Palestina alle 15:30. Quindi appunto chiunque sia interessato a partecipare, siamo qui anche per porgere questo invito. Grazie. Se volete dire anche qualcosa. Possiamo fare un approfondimento che è stato poi anche l'esito del campeggio, cioè la costituzione di un gruppo di lavoro specifico sul tema della salute, tema anch'esso controverso perché, come si diceva prima, la maggior parte delle richieste non nascono poi fondamentalmente da quelle che sono le istituzioni, ma nascono dalle parti civili che sono state lese nei vari territori. Sul tema dei dati è un tema molto controverso in Sardegna, nel senso che sappiamo che ci sono dei problemi socio-economici nei territori delle basi militari, sappiamo che ci sono dei tassi di mortalità
più elevati rispetto ai tumori collegati con quelli che possono essere gli agenti inquinanti dalle produzioni idriche. Ad oggi però non ci sono dati forniti dalla Regione su quello che è l'impatto ambientale degli agenti inquinanti, e quindi anche poi chi si occupa di questi temi riuscire ad associare i dati sanitari è molto difficile. Quindi sembra un po' che ci sia il segreto di Pulcinella. Sappiamo che esistono dei tassi di mortalità maggiore, ma ancora devono essere fatti degli studi epidemiologici seri. Diciamo che cercando di recuperare le fonti questo è molto difficile, quindi è importante spingere anche l'opinione pubblica verso un maggiore interessamento di quella che è la nostra stessa salute a livello regionale. Sì, era molto interessante quello che diceva Procura prima sul fatto che ogni volta che in realtà poi si è avuta una vittoria, come ad esempio nel caso dell'EVM, è stata la società civile in realtà insieme ai giornalisti a muoversi, e in questo caso anche sì, diciamo la società civile in generale, tra cui probabilmente anche l'attenzione dei media, anche se non magari quelli mainstream, però sicuramente esatto, ad esempio. Quindi sicuramente in questo senso è importante l'esistenza anche di un movimento, e come diceva anche Alessandra è importante l'esistenza anche di un'alleanza con le istituzioni come l'università, quindi che dovrebbero fare ricerca e non invece un'università che invece si presta a queste logiche, anche perché nell'università stessa, attraverso gli accordi con Tecnion, Leonardo, che ci dava cultura prima, nasce proprio lo studio e la progettazione. Quindi diciamo che c'è proprio una specie di filiera bellica che parte dallo studio e la progettazione anche all'università, che poi continua con la produzione nelle fabbriche come l'EVM e poi i test sugli armamenti che poi avvengono nei poligoni. Quindi tutto questo porta alla vendita delle armi, ma anche alle vittime civili nel resto del mondo, e una gestione securitaria anche del nostro territorio. Quindi sì, mi riporto l'invito di Elisa. Vi ringrazio. Grazie. Grazie. Chiedo solo una piccola cortesia. Durante questo dibattito, insomma, cercate di non chiacchierare tra di voi perché si sente tutto e soprattutto non bacchettate le persone che intervengono. Tanto riusciremo comunque a farvi intervenire possibilmente la maggior parte possibile. Comunque, non è necessario bacchettare le persone che intervengono, comunque. Ci sarà spazio per tutti. Grazie. Adesso vorremmo chiamare la segretaria del partito della sinistra indipendentista Libero, che non è semplicemente la segretaria del partito indipendentista Libero, ma è anche l'avvocata del parte civile del processo per la RVM. Giulia Lai, prego. Sì. Sì, vi saluto tutti, ringrazio Roberto per questo invito come partito e come avvocata. In realtà a tanti titoli ciò che è importante in Sardegna è che ci sia una militanza, e io sono semplicemente una militante, sia quando agisco in nome del mio partito e in questi casi mi spingo a dire anche quando esercito la mia professione. Quello diciamo è un obiettivo che una sarda dovrebbe avere in ogni ambito della propria vita quotidiana. Mi fa veramente piacere che ci siano degli italiani, giornalisti che si occupino appunto di questi temi e che approfondiscano queste materie
andando a ricercare quelle che sono le informazioni che a noi sardi non ci è dato sapere. Per questo prima nasceva l'obiezione di Salvatore nei confronti della ragazza che è intervenuta, perché in realtà in Sardegna c'è una disinformazione totale su quello che è il problema principale che subiamo, la contraddizione principale che subiamo proprio come popolo, che è una terra di guerra. Noi siamo una terra di guerra, ce lo dobbiamo dire, però questo problema non riusciamo a risolverlo. Noi siamo un popolo pacifico, siamo un popolo che vuole la pace, ma in realtà ospitiamo la guerra. Da un lato perché ospitiamo i poligoni militari più grandi d'Europa, i poligoni dove si esercitano gli eserciti della NATO, e lo facciamo da decenni, al nostro completo discapito, come si è già detto, sia da un punto di vista ambientale che sanitario, per la nostra salute. Ho partecipato anche al processo di Quirra. In realtà non sono le parti civili lese che azionano questi procedimenti, ma sono appunto i militanti, le persone che con la loro, qua dentro ce ne sono tanti, che con la loro professione mettono a disposizione le loro conoscenze per portare alla luce queste problematiche. Ora, a parte i poligoni militari, noi ospitiamo anche un'azienda che è l'RVM, che sono produttori di morte fondamentalmente. Perché? Perché producono tutte quelle armi che andranno a essere utilizzate nell'ennesima guerra, che non è altro che un prodotto del sistema capitalistico che deve sopravvivere, quindi ogni 3x2 aziona una nuova guerra. Oggi è quella ucraina, ieri era un'altra e domani sarà un'altra ancora. E quindi quello che ci dobbiamo chiedere noi sardi è cosa possiamo fare davanti a tutto questo? Come possiamo trasformare finalmente la nostra terra non solo in una terra autodeterminata, poi non so, io la vorrei indipendente, altri la vorrebbero in un altro modo, ma comunque una terra di pace. Come possiamo trasformarla? Se con un unico obiettivo, facendo in modo che nelle agende politiche, non solo nostre, ma anche diciamo in generale dei paesi occidentali, si chieda una cosa: lo scioglimento della NATO. Se non solo dire a foras NATO, giustamente, ed è quello che diciamo anche noi, che dico anche io, ma soprattutto lo scioglimento della NATO. Se noi oggi non avessimo la NATO non avremmo tutte queste guerre, non dovremmo assistere ancora una volta all'ennesima guerra. Quindi l'RVM è un produttore di morte, lo sappiamo, producono bombe, addirittura, e questo nell'ottica di informazione, perché giustamente siamo qui per la presentazione di un libro che ci fornisce delle informazioni, sempre per via degli attivisti, non delle parti lese, degli attivisti nasce il processo contro le RVM, purtroppo un processo monco, perché in realtà sono stati contestati dei reati che riguardano abusivismo edilizio, falsità documentale, e voi vi direte vabbè sì, non sono reati politici, quindi insomma non è un'inchiesta importante. No, è un'inchiesta importantissima, perché ha fatto in modo che si bloccasse l'ampliamento dell'RVM, dove si era previsto, cioè il comune di Iglesias e il comune di Domus Novas hanno autorizzato la costruzione di 2 nuovi reparti che andavano dovevano essere utilizzati per nuove, diciamo, esercitazioni all'interno dello stesso stabilimento, ovvero campo prove, e poi appunto nuovi reparti produttivi. Quindi questa inchiesta è stata fondamentale perché ha di fatto bloccato per anni la possibilità per un'azienda bellica di poter ampliare i propri stabilimenti e quindi produrre più armi che poi andrebbero a fomentare ulteriori guerre. Ovviamente sono capi d'accusa non ancora provati, perché una sentenza non ce l'abbiamo ancora, quindi ci tengo a sottolinearlo, anche perché è un'azienda che ha già dimostrato di poter denunciare chiunque parli dell'inchiesta. Abbiamo anche un attivista adesso che si troverà ad essere
a dover affrontare un altro processo per diffamazione nei confronti di questa azienda. Quindi vi immaginatevi una militante che ha dato insomma il proprio contributo con le proprie capacità, con le proprie conoscenze, e oggi è lei contro l'RVM. Potete immaginare cosa deve essere per questa ragazza. Dunque, cosa voglio dire in più? Voglio dire che dice bene l'autrice di questo libro quando ci dice che ormai c'è una commistione totale tra chi fa il business della guerra, quindi chi effettivamente guadagna dalla produzione di armamenti. La politica ormai è un blocco unico, un blocco economico e politico, e che noi possiamo risolvere, o comunque cercare di risolvere, semplicemente con una richiesta, ovvero vogliamo una terra di pace. Dovete smantellare i poligoni, dovete restituirci le terre, dovete chiudere qualsiasi azienda che provochi le morti anche da un'altra parte del mondo. E di conseguenza ciò potrà avvenire semplicemente chiedendo che la NATO venga sciolta e che soprattutto vada via dalla Sardegna. Vi ringrazio molto per l'attenzione e grazie ancora a Roberto. Grazie. Vorrei chiamare il rappresentante dell'Unione degli Studenti, Samuele, perché ritengo che l'Unione degli Studenti sia parte fondamentale del movimento contro l'occupazione militare. Grazie, buonasera a tutti, sono Samuele Spiga, devo fare quest'anno l'ultimo anno di liceo, penso che come rappresentante qui dell'Unione degli Studenti mi sono preparato insomma un discorso, ci tengo a leggerlo perché mi sento più a mio agio, poi no. Come sindacato studentesco ci opponiamo fermamente a quel processo di militarizzazione che sta tentando di colpire non solo le scuole superiori con progetti di alternanza scuola-lavoro e soprattutto con un decisivo taglio continuo dei fondi destinati all'istruzione per destinarli al settore bellico, ma in generale a tutte quelle ingerenze che il settore militare continua a promulgare all'interno degli istituti, sin dalle scuole elementari. Questo anche per una questione personale. Io da piccolo ho sempre vissuto a volte gite all'interno di luoghi militari come possono essere anche qui vicino la caserma dei Carabinieri. Questo per esperienza personale. Come studenti sardi, proprio perché siamo indissolubilmente legati alla nostra terra, non possiamo invece che essere al fianco della lotta dei nostri compagni di Aforas e di tutti coloro che in generale fanno propria la lotta antimilitarista, antiimperialista e pacifista, che sia da scudo contro gli attacchi di un'ideologia di guerra che da più di un anno ci bombarda su tutti i canali media. Lottiamo quindi ogni giorno anche per questo, per Cagliari, per la Sardegna e per l'amore di questa terra. Grazie a tutti, ringrazio Roberto e Grazie. Volevo chiamare Massimo Corrado, che mi pare sia uscito, però va bene. Allora chiamo Nicoletta Pucci. Nicoletta Pucci è la portavoce di Sardegna Chiama Sardegna. Allora, per chi non conoscesse il movimento Sardegna Chiama Sardegna, due parole in brevissimo. Sardegna Chiama Sardegna è un movimento che è nato il 6 novembre dell'anno scorso in un'assemblea pubblica a Sant'Anna in provincia di Oristano, sotto la spinta di un appello lanciato da un gruppo promotore di Under 30. Adesso, senza entrare troppo nel merito di Sardegna Chiama Sardegna, insomma, ci tenevo a appunto esprimere
la nostra, come portavoce, la nostra solidarietà a questo tipo di manifestazioni. Infatti è fondamentale essere qui oggi a eventi come questo, perché riteniamo imprescindibile l'importanza del diritto di informazione sulle questioni inerenti all'industria della difesa e per riportare in primo piano il diritto-dovere dei cittadini e la possibilità di potersi informare ed esprimere opinione o dissenso sulle scelte governative che riguardano le politiche militari e la spesa pubblica in materia di difesa. Da quando Sardegna chiama Sardegna è nato, ormai appunto quasi un anno fa, come ho detto prima, noi ci siamo sempre definiti un movimento fortemente antimilitarista e siamo convinti che sia cruciale parlare di questi temi proprio in Sardegna, perché appunto, come è stato già detto, è una terra che si distingue per la presenza di fabbriche come RVM, ma che produce bombe, ma anche per denunciare ancora una volta che la Sardegna è da troppo tempo assoggettata a una condizione di pedina subalterna e passiva di scelte calate dall'alto del Ministero della Difesa italiana, in quanto la Sardegna è la regione più militarizzata d'Italia e d'Europa e per via della presenza delle basi militari in atto, che ormai da decenni, a causa delle esercitazioni, devastano l'ambiente e rendono inaccessibili intere aree del territorio agli stessi abitanti. Perfino a Cagliari sono presenti aree interdette, come per esempio la Sella del Diavolo a Monteorpino. L'ingombrante presenza militare nella nostra regione è sintomo di una politica attiva e costante che favorisce un tessuto produttivo privato soprattutto a gestione pubblica, come appunto sono state citate Leonardo e Fincantieri, che si basa sulla progettazione, produzione ed esportazioni di armi. Esportazioni che, tra le altre cose, come appunto abbiamo già detto, sono in netto contrasto con quelle che sono le leggi dello Stato italiano, ma anche con la legislazione europea e internazionale, alle quali l'Italia sarebbe in alcune istanze vincolata. Questo significa, in altri termini, che lo Stato esporta materiale bellico a paesi ai quali non potrebbe tecnicamente venderlo. Ed è importante denunciare questa politica ipocrita, perché sceglie di mettere il profitto davanti a principi etici sui quali l'Italia afferma di fondare la sua stessa natura. Infatti lo Stato italiano si professa contro la guerra, contro le violenze, a favore dei diritti umani, eppure continua a vendere armi a paesi come l'Egitto, la Turchia, la Libia e tanti altri, che chiaramente violano i diritti umani e utilizzano quelle armi per reprimere minoranze etniche e politiche ai fini di un totalizzante controllo della popolazione e tutela dei propri interessi. Noi consideriamo con solidarietà e vicinanza tutte le popolazioni che subiscono aggressioni imperialiste e neocolonialiste. Tuttavia, però, ciò non significa approvare scelte politiche di riarmo che in questi anni hanno caratterizzato lo scenario internazionale e il sacrificio di servizi essenziali e diritti di cittadinanza sull'altare delle spese militari. Noi riteniamo che la guerra sia uno strumento, noi riteniamo che la guerra non sia uno strumento ordinario di relazione tra gli stati, anche perché a pagare il prezzo più alto in ogni guerra sono sempre i civili e l'ambiente che viene devastato e inquinato. Non possiamo accettare una politica che per profitto e interesse economico si disumanizza, chiudendo gli occhi davanti alla morte e alla devastazione che la guerra e il mercato delle armi trascinano con loro. In conclusione, è evidente che la strada da fare sia tanta, anche e soprattutto a livello europeo, in merito alla questione della regolamentazione dell'export delle armi. Ma se oggi siamo qui è anche perché siamo profondamente convinti che ci possano essere alternative, specialmente guardando il territorio sardo.
Una delle giustificazioni più grandi, lo sappiamo, per difendere la presenza delle basi militari sull'isola è che queste generino ricchezza nel territorio, creando opportunità e posti di lavoro. Ma questa è un'enorme menzogna. La realtà è che stiamo vivendo sempre di più una Sardegna depressa e spopolata, specialmente anche nelle aree militarizzate. Noi vogliamo che la Regione apra un'avvertenza per ridurre il peso delle servitù militari e vorremmo che quei territori, dopo le opportune bonifiche, vengano restituiti alla comunità, perché crediamo nella generazione di nuove opportunità occupazionali e di riutilizzo consapevole del territorio, abbandonando le illusioni generate dallo sfruttamento militare. Grazie. Grazie. Vorrei chiamare Mariella Secchio, insegnante dei COBAS di Cagliari e attivista dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. Sì. In effetti sì, è un peccato che ti sia messa così lontana. Ti prego, vieni. Sì, perché io ho conosciuto Futura d'Aprile proprio qua, per favore, che siamo in diretta. Ho capito. Proprio in occasione della conferenza stampa, diciamo costitutiva dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. E adesso dell'università. Si è aggiunto anche questo ulteriore elemento di osservazione e di interesse, l'università che fa parte di questo grosso problema. Sì, perché il momento istitutivo appunto in cui vari sedi COBAS provinciali, tra cui quella di Cagliari, erano presenti, e poi altre organizzazioni come Pax Christi che hanno particolarmente a cuore questa questione. Quindi è da lì che insomma ci si è profusi in un attivismo intenso e costante per portare alla luce, per documentare tutte le circostanze in cui il mondo militare cerca una commistione col mondo della scuola. Notate bene, non è la scuola che cerca i militari, è il contrario, è un movimento calato dall'alto. È lo Stato italiano che è incastonato in un sistema, come ci ricorda Futura, come ben riferisce a questo libro, che spero di poter leggere molto presto, appunto lo Stato incastonato in un sistema di relazioni, di alleanze e di relazioni militari, vuole trasmettere questo interesse, diciamo, alla sfera militare, alla scuola, alle istituzioni educative, alla società. La scuola è una sfera cruciale per cui far cascare una ideologia che accetta la sfera militare e accetta la soluzione delle controversie internazionali tramite la guerra, quindi in contrasto aperto con la Costituzione. Oserei dire infatti che il mondo della scuola è quello più improprio per far passare visioni militariste, eppure l'intento è già abbastanza avanzato ed è stato anche preparato accuratamente da una serie di protocolli d'intesa con cui il MIUR, un tempo il Ministero dell'Istruzione sappiamo che aveva questa denominazione, con cui appunto il MIUR contrae protocolli d'intesa con il Ministero della Difesa, questo nel 2014, governo Renzi. Poi arriva il successivo nel 2019, in cui vediamo il protocollo d'intesa tra MIUR, Ministero del Lavoro e Ministero della Difesa, protocollo orientato precipuamente alle attività di alternanza scuola-lavoro. Adesso questa parola un po' cruda ha cambiato denominazione, la chiamano PCTO, ma la sostanza è sempre quella. Quindi vediamo, avevamo criticato l'alternanza scuola-lavoro, adesso dobbiamo criticare e prendere posizione contro l'alternanza scuola-caserma, perché abbiamo visto
insomma studenti spediti in basi militari, in strutture militari che assistono ad attività di vario tipo, oppure anche forse si girano i pollici, suppongo, perché succede anche questo, in contesti in cui lo studente non ha effettivamente un ruolo proprio. Quindi abbiamo anche visto studenti mandati alla base di Quirra, presso le strutture della Vitrocisa. Provvedimento che è stato contestato in alcuni casi, anche ci sono fatti dei passi indietro da parte di alcune scuole. Vediamo studenti mandati alla base di Sigonella in Sicilia, Sicilia orientale, tra Messina e Catania, dove gravitano varie scuole, quindi centinaia di studenti vengono convogliati lì ad assistere a operazioni di vario tipo. Ci sono vari altri esempi che possono essere citati. Adesso vado un po' di fretta. Potete senz'altro entrare nel sito dell'osservatorio e vedere il dossier che è stato composto. Ogni anno noi vorremmo arrivare ad approntarlo ogni 6 mesi, però il dossier di un anno è stato pubblicato, lo potete trovare. Ci sono vari altri esempi di militari che entrano anche in scuole elementari, scuole medie, ecco, violando anche dei principi che sono stati promulgati nella Carta dell'ONU sui diritti del fanciullo, perché il bambino e il ragazzo hanno diritto di vivere e di sviluppare la loro personalità fuori dall'ingerenza della sfera militare. Ecco, io trovo che veramente un libro del genere ci aiuta anche ad aprire gli occhi ad avere maggiore chiarezza sulla situazione. Siamo in un contesto economico, politico che ha interesse a produrre armi, a vendere, quindi ha interesse, quindi ben venga la guerra. Perché dar tanto spazio alla diplomazia? Laddove c'è da difendere degli interessi nazionali, si può insomma avere un buon risultato anche con un armamento, con armamenti che veramente fanno come dire, gonfiare i muscoli e rendere più autorevoli e io direi anche minacciosi l'interesse degli stati che hanno la possibilità di far pesare questo aspetto. E quindi l'Italia purtroppo abbiamo visto incastonata in questo sistema di poteri forti anche militari, sfrutta, orientata a questo. Va bene, quindi la scuola invece dice altre cose, dice cose molto diverse, dice che il dialogo e la diplomazia sono cruciali, l'articolo 11 della Costituzione deve rimanere centrale e quindi dobbiamo dire no. L'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università ha recentemente anche prodotto un vademecum rivolto a tutti gli utenti, a tutti coloro che la scuola la frequentano, quindi dagli studenti ai genitori, agli insegnanti, a tutti coloro che veramente hanno desiderio di difendere il principio di un'educazione basata sulla pace. Ecco, un'istruzione che mette l'articolo 11 al centro. Quindi questo vademecum è un insieme di spunti, anche di testi, di mozioni, di riferimenti normativi che possono essere utilizzati appunto da studenti, genitori, docenti che vogliono portare agli organi collegiali della scuola il loro punto di vista, che vogliono sensibilizzare i colleghi e quindi creare un insieme di colleghi, di studenti, di famiglie che sono contrari a questo approccio militarizzante. Va bene, grazie. Spero di non aver... No, non è sforato. Nessuno ancora ha sforato. Grazie.
Raffaele Canale, Massimo Agorato del Comitato Stop LVM. No, non siamo un comitato, è una campagna. Sì, qui partecipa un sacco di gente, poi ci sono comitati, gruppi, singoli, io sono un singolo. Dunque, sì, no, quindi il tema è quello della guerra. Indubbiamente queste guerre c'è chi le vince sempre. E sono appunto chi commercia armi, che poi cambia casacca, cioè sono i militari che poi passano all'industria, gli industriali che passano alla politica, i politici che passano all'industria e così via. Quelli la vincono sempre. E poi ci sono queste entità fantasmatiche, l'Italia, l'Europa, la NATO, no? Poi in realtà sono questi comitati d'affari che poi ti presentano queste. E poi c'è chi la perde sempre, che fondamentalmente sono le popolazioni, quindi noi. E il problema è come la popolazione si può difendere da questa gentaglia. E noi qui abbiamo un caso studio piuttosto interessante, che è quello dell'RVM, che attraversa tutta la tragica storia dell'Italia del dopoguerra. Perché comincia molto prima che questa schifezza si chiamasse RVM. È un gruppo di industria che prima apparteneva a una multinazionale francese che si chiamava SEI e ha degli stabilimenti, ha sempre avuto degli stabilimenti, uno a Brescia e uno qui in Sardegna. Sino circa al 2000 quello in Sardegna faceva esplosivo per uso minerario, cave, miniere, strade, eccetera. E quello di Ghedi invece faceva applicazioni militari, tra cui caricava quelle famose mine anti-uomo famigerate della Vasella Meccanotecnica, di cui è ancora pieno l'orbe del Ragueo, come dice il Presidente del Consiglio, perché è possibile liberarsi, ne sono fatte di plastica, non le rivela il metaldettector, hanno ammazzato e mutilato un'enorme quantità di persone, sinché finalmente l'Italia aveva aderito al bando per la messa al bando di queste armi, e che venivano appunto caricate di esplosivo dalla SEI a Ghedi. Successivamente la SEI ha avuto degli incidenti molto tragici a Ghedi, ci sono delle esplosioni mentre caricavano ordigni militari, come quelli che adesso fanno Mus Novas, sono morti degli operai, hanno fatto un sacco di danni, e da quel momento la Ghedi ha stabilito di spostare i suoi stabilimenti, li ha spostati appunto ad Mus Novas, dove gradualmente ha sostituito la produzione civile con questa produzione militare. Probabilmente perché Ghedi è anche un comparto militare dove c'è tanta industria militare e soprattutto ci sono anche gli ordigni nucleari che gli Stati Uniti conservano in Italia, ce l'hanno nei bunker dell'aeroporto di Ghedi. Quindi forse non era il caso di fare delle lavorazioni così pericolose là in mezzo. Questa è la mia supposizione. Insomma, chi pensa male spesso ci azzecca. Comunque, nel 2000 hanno cercato di trasferire questa produzione militare in Sardegna, ci sono riusciti grazie a un contributo dato dalla regione Sardegna che gli ha dato 4 milioni di lire dell'epoca per fare questo schifo, dopo averci promesso che non li avrebbe mai fatti venire assolutamente no. Tempo dopo è subentrata un'altra multinazionale che ha acquistato tutti gli stabilimenti della SEI, che è questa Rheinmetall, che ormai conoscete tutti perché sono quelli che fanno i carri armati che mandano in Ucraina, sono quelli che hanno triplicato il loro valore azionario con la guerra in Ucraina, e così, quelli che tutti i giorni ci dicono adesso siamo buoni perché mandiamo le armi in Ucraina, comprese le buone. Hanno eliminato completamente la produzione civile, hanno riconvertito tutto al militare e hanno cominciato ad avere delle grossissime commesse all'estero. Le loro principali commesse appunto erano dagli Emirati Arabi Uniti e dall'Arabia Saudita. Questo sino al 2019, quando appunto il governo italiano li ha bloccati. Sono rimasti bloccati sino a giugno, quando il governo italiano gli ha ripristinato i permessi per vendere all'Arabia Saudita. Agli Emirati Arabi no, perché gli Emirati Arabi nel frattempo avevano deciso di rifornirsi altrove, mica per altro. Tra l'altro, in queste alleanze scritte sull'APO, che il tuo amico di oggi è il tuo nemico di domani, perché abbiamo anche rischiato che gli Emirati Arabi, oltre che ammazzare i poveri yemeniti in campagna, come hanno fatto, sappiamo tutti, ci lanciassero anche a noi italiani, che noi italiani per modo di dire, insomma, quelli che ci vanno lì come mercenari, in Cirenaica, anzi in Tripolitania, perché gli Emirati Arabi rifornivano Haftar quando bombardava la Tripolitania, e lì c'era pure un ospedale militare italiano con un po' di italiani messi lì a tutelare gli interessi degli. Quindi, ma poi alla fine appunto il gruppo di questi trafficanti di armi, se poi ce le lanciamo tra di noi, non gliene frega niente, là non gli basta prenderle. Appunto il problema è come difenderci noi. E qui torniamo al punto. Diciamo che vi ho accennato che nel 2000 avevamo anche provato a fare, chi è grande c'era, abbiamo provato a fare anche delle manifestazioni per evitare questa riconversione di queste industrie da civile a militare. Non ci siamo riusciti, naturalmente le autorità politiche ci hanno imbrogliato.
Questa lotta è ripresa poi nel 2015, quando ci siamo accorti che appunto questa industria era stata completamente convertita militare e riforniva i campi di battaglia alle guerre alimentate dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi, principalmente quindi l'Oriente. Se non che, diciamo che non è che abbiamo avuto un grandissimo successo, bisogna dire, perché non solo questa industria continua tuttora a fabbricare armi in quegli impianti, a fabbricare bombe per aereo, mine marine, ma addirittura, siccome con questo business avevano dei profitti e hanno tuttora dei profitti enormi, hanno cercato appunto, come diceva Giulia, di raddoppiare lo stabilimento. Eppure quello sono riusciti a farlo, con l'appoggio della regione sarda, dei comuni e dello Stato italiano che si sono sempre opposti ai nostri tentativi di fermarli. A un certo punto noi appunto abbiamo seguito anche varie tracce legali, no? Abbiamo cercato di fermarli con una causa amministrativa, poi sono venute fuori delle cause penali, tuttora in corso, eccetera. Quella che per il momento ha avuto un successo parziale è quella amministrativa, perché questi chiaramente convinti, forse era anche vero purtroppo, di essere onnipotenti, hanno realizzato questo ampliamento in un posto dove assolutamente non lo potevano fare, perché era un'area vincolata a bosco, non è un'area industriale, ha dei vincoli idrogeologici, è un'area anche pericolosa, cioè è anche un po' assurdo fare un'industria a pericolosità elevatissima come quella in un posto che è attraversato da un fiume che rischia di esondare, che c'è un versante ripido che sta franando e così via. Però loro erano lì, da lì non si volevano spostare, l'hanno fatto e gliel'hanno fatto fare. Noi siamo andati avanti per anni con delle cause amministrative, una a un certo punto in secondo grado l'abbiamo vinta, il Consiglio di Stato, un tanto il sistema impazzisce e ci dà ragione. E quindi questa è la ragione per cui loro hanno costruito tutta questa roba, perché comunque nonostante le cause amministrative gliel'hanno fatta fare, quindi hanno costruito tutto e poi parzialmente non l'hanno potuto mettere in funzione. Guardate, hanno costruito una marea di roba, però proprio i reparti produttivi non li hanno potuti avviare a causa del fatto che hanno perso nel novembre 2021 questa causa amministrativa con noi, per cui hanno perso tutte le autorizzazioni edilizie di colpo, quindi sono risultati tutti abusivi quei reparti, compreso il campo prove per fare i test esplosivi. Se non che adesso ad agosto ci siamo accorti che stanno facendo i test esplosivi, stanno facendo delle esplosioni grossissime, quindi ma stanno facendo le esplosioni abusive nel campo prove abusivo. No! La regione li ha autorizzati, l'abbiamo scoperto avanti ieri, siamo andati nell'ufficio. Li ha autorizzati perché dice, no, ma questi ci hanno chiesto, non avevano fatto valutazione di impatto ambientale. Cosa volete che sia? No, per un'industria che fa ordini giganteschi in una zona a rischio idrogeologico, ma volete anche la valutazione di impatto ambientale? Volete? Non c'era bisogno. Infatti, la regione sarà detto, no, non avete bisogno di... Siccome il tribunale ci ha dato torto, allora loro cosa hanno fatto? Diceva, facciamo una sanatoria. Chiediamo alla regione sarda di fare una valutazione di impatto ambientale a posteriori, dopo che abbiamo fatto tutto. E la regione gli stava andando avanti questa pratica qua. Non solo, nelle more di questa pratica, li ha anche autorizzati a fare le esplosioni abusive nel campo abusivo. Per fortuna i reparti non glieli hanno ancora fatti aprire. Ora, vi dico tutto questo per dirvi cosa. Sì, in teoria la magistratura e il potere giudiziario dovrebbe essere un potere terzo di garanzia che in effetti quando una cosa proprio è assolutamente fuori da ogni regola li dovrebbe fermare, in teoria. In pratica sappiamo che è un sistema pieno di scappatoie, no? Per cui poi c'è la sanatoria della sanatoria, ti condanno, paghi un ammenda e poi fai quello che vuoi, fondamentalmente. Per cui non è che possiamo affidare la soluzione di questi problemi alla magistratura. Cioè, è ovvio che diciamo, avere questa genitalia qua a fianco è una condanna, ma è anche un'opportunità per combattere. Combattere vuol dire andarci e creargli dei problemi anche lì. Come poi abbiamo fatto in questi anni, ci sono diverse manifestazioni, il cui obiettivo era rendere difficoltoso l'accesso alla fabbrica, far perdere dei turni di lavorazione, creargli tutti i problemi che riusciamo a creargli, nel tentativo di rendere meno economicamente conveniente questa cosa, perché questo è l'unico linguaggio che capisco. Da parte loro dicono diamo un sacco di occupazione, da anni non sono mai arrivati ad avere 100 dipendenti per la fabbrica, non sono mai arrivati ad avere 100 dipendenti e lo leggi nel loro bilancio. Poi quando parlano loro dicono, l'ultima volta che l'ho sentito l'amministratore delegato ha detto abbiamo 500 dipendenti. Poi il giornalista scrive, ha detto hanno 500 dipendenti, poi tu gli dici no ma guarda che il bilancio sono 98. Vabbè, ma l'ha detto l'amministratore delegato. Cosa faccio? Lo contraddico, perché poi i giornalisti sono questi. Che altro dire? Ecco, una cosa importantissima, non è
una lotta sarda, è una lotta internazionale, perché la rain metal di queste industrie schifose ne ha dappertutto, ne ha in Australia, ne ha in Sudafrica, ne ha in Germania, e in tutti questi posti ci sono dei rompiscatole come noi che cercano di creare dei problemi, così come ci sono nei porti, i portuali che cercano di bloccare il traffico di armi, ma ci sono in Italia, ma ci sono nei Paesi Bassi, ma ci sono anche in Francia. Quindi è una lotta internazionale, anche la nostra campagna, no? E si collega a questi qua, per cui vengono dei compagni dalla Germania, dei compagni da qua vanno in Germania e siamo in contatto con le varie realtà, perché la realtà del traffico di armi appunto è una realtà internazionale. I popoli, la parte lesa, cioè i popoli, anche loro sono una realtà internazionale. Se non ci coordiniamo al massimo, quello che possiamo ottenere è che chiudono qui e aprono di là. E invece dobbiamo cercare di chiuderli qua e poi portare anche la nostra esperienza di là per mettergli i bastoni tra le ruote dappertutto, perché sono un cancro destinato questo, sì, a distruggere l'umanità, assieme alle modificazioni climatiche. Va bene, ci vediamo a Ostacolare il Recuerdo. Grazie. Lidia Rovessi dell'AMPI provinciale di Cagliari. Delle cose che butterò via perché ovviamente sono già state tutte dette, quindi non mi pare il caso, non vi passo, non è il caso. Allora io voglio fare però una riflessione. Io credo che la guerra dell'Ucraina purtroppo sia stata per le imprese che fanno armi, ma anche per molti stati, una grossa opportunità, perché si sono svuotati i magazzini di armi obsolete e quindi finalmente possono avere le ultime tecnologie, i nuovi carri armati, le nuove armi, eccetera. Allora, questo io dico purtroppo, perché purtroppo se l'Europa autorizza che parte del PNR possa essere usato per l'acquisto di armamenti, e stati come i paesi nordici, la Svezia, eccetera, dove per anni si erano dichiarati non pacifisti e quindi avevano deciso di mantenere al minimo le loro strutture militari, sia delle persone che sia degli armamenti stessi. Io credo che questo paradigma sia completamente ribaltato. Non a caso tutti gli stati hanno fatto enormi investimenti, anche quelli che una volta proprio veramente non facevano più, per nuovo lo Stato. Chi ci ha guadagnato? Ovviamente, come è già stato detto, ci hanno guadagnato la Denia, ci hanno la Finmeccanica, ci hanno guadagnato le grosse multinazionali, perché anche le nostre sono due multinazionali, ci hanno guadagnato le multinazionali che finalmente hanno ripreso con una produzione che mai si potevano mai immaginare. Quindi, come si diceva prima, nelle guerre c'è chi ci guadagna tanto e c'è chi ci perde molto. Non è che ci perdono le popolazioni, ci perdono particolarmente i bambini, ci perde particolarmente l'infanzia che viene distrutta perché poi non c'è nessuno. Le guerre sono fatte ormai dentro le città, le guerre sono fatte contro i cittadini e quindi questo mi pare la cosa più grave in assoluto di tutte. Non ci sono più i due eserciti che si combattono tra di loro, c'è il massacro di intere popolazioni. Allora su questo noi io credo che dobbiamo riprendere veramente seriamente a mobilitarci rispetto alla pace. Io credo che solo una mobilitazione reale e internazionale sia possibile fermare le guerre e non credo che neanche con gruppi, con associazioni di massimo rispetto che però sono spesso proprio molto spesso espressioni locali. Invece oggi il problema della guerra e delle guerre è un problema mondiale. Allora io credo che su questo abbiamo bisogno di una forte mobilitazione anche nelle differenze di ognuno. Una cosa mi viene in mente rispetto anche un po' ritorno alla mia infanzia, diciamo alla mia giovinezza, alla mia infanzia. Abitavo a Torino e in pieno centro di Torino c'era la Microtecnica
fabbrica, che era una fabbrica, non so se tu sai, era poi diventata legna, insomma, tanto per essere chiari, ed era in pieno centro di Torino, in questa enorme fabbrica dove lavoravano 6-7, io ci andavo a volantinare il mattino molto presto, alle 5 del mattino si andava a volantinare, ed era una fabbrica che costruiva armi o componenti, in particolare pezzi di aerei da guerra, cose del genere. Ovviamente non si sapeva assolutamente niente, perché quando tu chiedevi cosa, tenendo conto che era una fabbrica fortemente sindacalizzata e una fabbrica anche, come si dicevano allora, con una forte presenza di cellule di partito, quindi non parliamo di un luogo altamente politicizzato, però il problema non erano in tempi percorsi allora dei problemi, probabilmente avevamo un'altra visione, un'altra lettura della vita, della società, eccetera. Allora in quella fabbrica era un grosso onore andarci a lavorare, era un grosso onore perché lo stipendio era molto più alto, perché avevi un welfare maggiore numero di dipendenti, ma soprattutto perché andare a lavorare lì ci andavano solo l'alta specializzazione degli operai. Quindi gli operai altamente specializzati. Era un po' un termine come andare a lavorare, veniva vissuto. Io parlo di classe operaia, non parlo della mancanza di politicizzazione dei lavoratori di oggi, e in quella esperienza che mi è venuta in mente tra l'altro in questi giorni mentre cercavo qualcosa per la giornata di oggi. Allora io credo che il mondo fortunatamente è cambiato, noi non vediamo più quelle fabbriche come un fatto positivo, però e quindi diciamo no alle fabbriche, però è anche vero che quelle sono state vissute per anni dal movimento operaio come un momento importante dell'evoluzione del lavoro e del mondo del lavoro. Purtroppo dico, però le epoche erano quelle e noi di quelle epoche ancora portiamo in qualche modo, ancora qualcosa ce ne riusciamo di portarcene dietro. Io una cosa vorrei poi capire, io sono una mezza sarda, nel senso che sono nata in Sardegna, poi sono andata via molto giovane, quindi sono tornata, non ritorno. Allora, dopodiché, la Sardegna, io non so se i sardi amino esattamente la Sardegna, perché la Sardegna è stata, dagli anni dell'industrializzazione in poi, sono state messe aziende, prevalentemente aziende chimiche, prevalentemente è stato un territorio di guerra, prevalentemente non c'è stata una tutela del territorio, non c'è stata una più difesa delle coste, la Sara non sarebbe dovuta essere costruita lì, dove ha rovinato completamente un sito turistico importante, Io mi chiedo se in qualche modo è mancata quella sensibilità rispetto al territorio, rispetto a capire quali erano le potenzialità della Sardegna rispetto ad un'economia che poteva essere diversa e quella che invece è stata in qualche modo un'economia non solo di distruzione ambientale ma un'economia di guerra. Allora su questo io credo che sia la responsabilità, io credo che sia soprattutto di una politica sarda che non è mai stata all'altezza del compito, non a caso non abbiamo ancora risolto il problema della continuità territoriale, che non è stata all'altezza del compito, ma anche di una società civile. Si parla tanto di società civile. Quale società civile? Quella che ha venduto le terre per costruire le pale eoliche, la società civile, quella che ha venduto le terre per poterci fare sopra le guerre. Quale società? Allora, noi dobbiamo essere quel pezzo di società civile che attraverso iniziative, mobilitazione, informazione, credo che coinvolga quel pezzo di importante, quel grosso pezzo di cittadini dove non ci sono in queste battaglie. Grazie. Vorrei dare la parola a Claudia Giunchetto, la portavoce di Sardegna Libera.
Torna la parola. Grazie. Vorrei ricordare Intervieni a tutti i ragazzi, è un piacere vederli, che qui ci sono molti esponenti di vecchie generazioni che sono state molto impegnate sul fronte della militarizzazione dei territori e della guerra a livello internazionale. Tenetene conto, ci sono grandi esperienze alle spalle e questo è importante per evitare che si ripetano errori. Quindi ci vuole molta collaborazione. È una lotta che non è una lotta anagrafica. Allora, detto questo, vorrei dire qualcosa per quanto concerne i dati. Non è vero che non esistono i dati sulla mortalità. Se è vero che la politica non li fornisce, è anche vero che la politica li disconosce. C'è ISDE, Medici per l'Ambiente, di cui io faccio parte. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro epidemiologico proprio sulla mortalità comune per comune in Sardegna. E a nostra grande sorpresa, il Ministero ha praticamente riconosciuto il nostro lavoro. Noi l'abbiamo appreso dalla stampa, ha inserito il nostro lavoro epidemiologico su Sentieri, che è l'ultimo rapporto di aggiornamento di quest'anno. Quindi occhio quando si parla di dati. Li disconosce la politica. Detto questo, velocemente, dammi le forbici se allungo. Allora, in Europa l'MPDA è praticamente l'agenzia, cioè la società maggiore produttrice di armi. L'Italia, quindi con come si chiama? Esatto, che oggi è Leonardo, Finmeccanica, è praticamente a una quota del 25%. Questo vuol dire, per fornire dati, che nel 2021 c'è stato un incremento spaventoso degli affari. Se nel 2020 gli affari erano intorno ai 380 milioni di X, nel 21 si sono esattamente raddoppiati. Inoltre ci sono state delle commissioni da parte del Qatar, della Grecia, degli Emirati Arabi, hanno commissionato un'infinità di materiale bellico. Quindi diciamo che il problema della militarizzazione, è stato detto in lungo e largo, è un problema di grande business mondiale. L'Italia è l'ultima a voler rinunciare a quell'incentivo di PIL legato proprio al discorso della produzione delle armi. La Sardegna è nel pieno di questa schifezza. Questo. Quindi il problema politico è un problema molto ampio. Le guerre nel mondo, quando si parla di Ucraina, è solo la 61esima guerra convenzionale. Quindi mentre si parla di Ucraina ce ne sono altre 60 convenzionali, quindi gli stati contro altri stati. Per quanto riguarda invece le guerre asimmetriche, quelle che non sono riconosciute come guerre, si tratta di stati spesso che dichiarano guerre a gruppi etnici, per non parlare poi di tutte quelle guerre che esplodono. Comunque sono 179, se lo discreto io l'avevo detto, con la fretta poi mi annodo. Quindi su 179 tra guerriglie e cose varie non sempre catalogabili, diciamo che hanno bisogno di armi. In tutto il mondo necessitano di armi. L'Africa, lo dico per esperienza personale, è strapiena di armi. Servono armi anche in questi nuovi conflitti che stanno esplodendo legati alla siccità, alla crisi climatica. Perché ad esempio nel Sahel, nel triangolo fra Mali, Niger e così via, il fatto che non ci sia acqua
esplodono le guerre tra agricoltori e pastori proprio per contendersi un fazzoletto di verde così. Però le armi arrivano dappertutto. In Africa è impressionante. Quindi chi le fornisce le armi, sappiamo bene, hanno nome e cognome. Veloce, un problema che si pone, perché guarda, un problema estremamente ampio, non sappiamo mai come iniziarlo, da che cosa partire e così via. Sappiamo di certo che in Sardegna ci sono stati 2 fenomeni spaventosi che si sono sovrapposti tra la fine degli anni 50 e inizi anni 60, 2 fenomeni terrificanti che ci hanno cambiato i connotati. Uno è il petrolchimico, che ha coinciso con la militarizzazione dei territori. Questi sono i fenomeni che con grosse responsabilità politiche locali hanno avuto il via e noi stiamo pagando le conseguenze. Non è facile liberarci. Il problema che dobbiamo porci è: ma che cosa facciamo? Certo, cosa facciamo? Qui ci sono delle responsabilità, diciamo, dai livelli istituzionali più bassi, e anche quando si va a elezione bisogna fare i conti, non possiamo fingere di nulla, perché l'ampliamento dell'RVM chi l'ha firmato? Chi l'ha voluto? Ha voluto un sindaco che mentre in giro andava a dire io sono contro la terra, sono per la pace e così via, però intanto firma il patto dell'ampliamento. Chi è questo? Ci rispetta, possiamo dire che cos'è? È un sindaco PD. E allora quando noi dobbiamo relazionarci anche con questi partiti, dobbiamo avere chiaro nella nostra mente con chi abbiamo a che fare. Questo. E questo ricordiamoci, io perlomeno lo tengo molto a mente, sempre che mi sono spazientita, non voglio più aspettare, non ho più 20 anni, anzi li ho più, non so tempo. Quindi noi facciamo i conti anche con l'aspettativa di vita. Bisogna essere seri sino in fondo, e quando noi andiamo a esprimere un voto dobbiamo essere consapevoli, perché le responsabilità sono a tutti i livelli, e anche a livello di Regione Autonoma della Sardegna. Hanno fatto danni da orbi sulla pelle di un popolo. Io i dati li ho perché sono medico, io ho lavorato sul lavoro epidemiologico e non ve li dico qui perché non c'è neanche il tempo, ma abbiamo fatto molte assemblee dei territori e la gente va via con le lacrime agli occhi per la paura. Sono dati scientifici, al di sopra delle parti e di tutto. Finito? No. Grazie, finiamo qui perché è molto grande tutto, però come medicista siamo a disposizione, cercateci in tempo perché siamo soli, volontari e strapieni di lavoro. Grazie Claudia. Sì. Giusto un attimo per dovere dell'informazione, i tassi di mortalità ci sono, e quello l'abbiamo citato poco fa. Il problema è che non vengono correlati con gli agenti inquinanti presenti nelle basi, perché molte di quelle fonti mancano. Quindi volentieri magari se ci possiamo mettere in contatto per i dati, però ad oggi esistono solo i tassi di mortalità per patologia. Purtroppo non esistono studi epidemiologici. Grazie anche per questa precisazione. Prima di dare la parola ad Angelo Cremone, portavoce di Sardegna Pulita, volevo fare una considerazione sulla questione della relazione tra giornalismo e occupazione militare. A me personalmente capita di formarmi molto su quella che è stata l'esperienza del manifesto sardo, che esiste da prima che io nascessi. Il primo manifesto sardo è del 1972 e ha pubblicato fino al 1973 e poi è stato rifondato da Marco Ligas nel 2006. La cosa che mi capita spesso di fare quando devo produrre un articolo che parla di occupazione militare, di fabbrica di bombe RVM, è andare a leggere le parole di Marco Ligas e di Vincenzo Pillai. Ci tenevo a dire questa cosa, grazie. Intanto
grazie alla scrittrice Futura d'Aprile, un grande contributo, e grazie alla dottoressa Zuncheddu, perché non da oggi, i 20 anni li hai passati già da un po', ma si continua con l'impegno, quindi l'impegno continua. Ecco, questo è importante. Ma un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, come diceva la dottoressa Zuncheddu, è che la contraddizione che c'è in Sardegna è quella più brutta, cioè che si denuncia il fatto che stiamo denunciando in questo momento e poi purtroppo ci sono movimenti che non capisco come fanno ad allearsi con chi, adesso ci sono queste regionali, lo stanno facendo, lo stiamo vedendo, hanno nomi e cognomi, con chi vuole che l'RVM continui ad operare, con chi della Saras non ne parla niente. Giusto avantieri c'era un bellissimo pezzo sul Fatto Quotidiano dove il sottoscritto con la mia compagna, la dottoressa Frailis, stiamo portando sotto processo quella che la dottoressa Lidia qui, adesso non so se c'è ancora, stava dicendo di quanto stanno facendo nel Golfo degli Angeli, gli angeli che sono diventati neri, stanno diventando neri. Quindi ai giovani quello che gli diciamo, ai movimenti un pochino quelli nuovi usciti ultimamente, vi chiediamo, fatele le cose, fate la politica, ma evitate poi di fare da portavoti a quel partito che ha visto prima D'Alema in un ruolo e oggi il più grande sponsor delle armi, Minniti, Violante, ci siamo dimenticati, cioè, quindi quando io vedo qui degli avvocati, delle persone che parlano contro le RVM, eccetera, eccetera, mi viene da dire, ma scusa, ma lo sai che l'alleanza che tu farai con quel partito è quello che l'RVM la vuole? Ma o pensi davvero che poi ti chiudano o ti dicano facciamo come dici tu sulla Sara, sulla Florsid, sull'inceneritore di Elmas di cui nessuno parla e porta i rifiuti medicinali da tutta Italia? E qui mi fermo. Io ci tengo a ricordare, ringraziando il libro che è uscito, che un altro libro è stato presentato a Roma, mi hanno chiesto un contributo dove ho riportato i dati ISDE, eccetera, ed altro. Questo libro sull'uomo impoverito, La terra è tutto un lutto. E il mio contributo è stato questo, dicendo, viene riportato lì una parte, la guerra non serve, visto che parliamo di guerra, come nel Medioevo, come adesso, nell'età moderna, la guerra non serve. Abbiamo coltivato l'illusione che il possesso delle armi nucleari servisse a scongiurare qualunque ricorso alle armi, ed ecco dove ci troviamo. Un'altra guerra ingiusta come tutte le guerre. Il popolo sardo ha conosciuto, ha subito sulla sua pelle 2 eventi bellici che hanno significato vittime civili, vittime militari, morte di padri, figli, madri, che erano la risorsa per la famiglia e per la Sardegna. Non c'è guerra di cui si possa cantare vittoria. Morti, orfani, mutilati. Anche per i vincitori deve vincere la pace, perché le guerre non si vincono se non commettendo crimini contro l'umanità, come fecero gli Stati Uniti col Giappone. Oltre alla carneficina, l'inquinamento atomico, terre contaminate, ancora gente e bambini malati, un disastro che ancora oggi si piange. Dobbiamo esprimere la nostra posizione. Cosa dobbiamo fare? La nostra posizione morale per far vincere la pace. Vera conquista. Se c'è una sola cosa che va conquistata è la pace, non la guerra. Inviare armi significa alimentare il conflitto, potenziare i futuri conflitti. Occorre ribadire con forza l'impegno per tutte le attività di pace, perché i conflitti vengono alimentati dalla mancanza di politiche preventive. Devono essere politiche di prevenzione della guerra, politiche che costruiscano sistematicamente la pace. Un paese che destina sempre più risorse per la produzione bellica, evidente che non fa politica per la pace, in quanto quelle armi devono essere vendute, usate. Non produci una cosa per non essere usata. Da sardo, guardando l'orizzonte, se ti guardi in giro trovi grandi poligoni militari dove non si addestrano solo italiani, ma grandi eserciti militari della NATO per addestramento, dove sperimentano ordigni killer, e poi l'industria bellica militare dell'RVM a Domus Novas per le bombe, con i suoi super esplosivi, testate esplodenti, mine marittime, e adesso innovazione con i droni killer, e aggiungo le bombe che adesso vanno a Kiev, a Zelensky,
sempre per la guerra. Industria bellica e disoccupazione e spopolamento non ci sono e non vogliono politiche alternative. È quel tipo di lavoro dove non è neanche permesso da parte di certo sindacato che si possa fare della critica sociale, non tollerano la critica sociale, non la tollerano. Questo è anche colpa di noi sardi. I sardi vogliono la pace. Piuttosto che accettare la critica, lavoratori e certo sindacato, certo che non parlo della CSS o dell'USB o dei Cobas, lo preciso, e certo il sindacato organizzano azioni fasciste, portando in corteo un manichino impiccato con la faccia di Angelo Cremone, poi fatto a pezzi e bruciato, accompagnato dalla solita frase: se rimaniamo disoccupati andiamo tutti a mangiare a casa di Cremone. Io non mi sto mettendo su un piedistallo. La rabbia è che davanti a certi fatti non c'è stata solidarietà, se non da parte di qualcuno. Davanti al fatto che ti uccidono un cane e te lo buttano in discarica, non c'è stata solidarietà. Davanti al fatto che ti bruciano la porta di casa e ti bruciano la macchina, non c'è stata solidarietà. Ma dove vogliono andare i sardi quando succedono queste cose? O davanti al lavoro che la dottoressa Zunchedo ha fatto, di cui noi stiamo imparando tanto sulla questione della Saras, non la si cerchi per capire un pochino come sta andando il mondo in Sardegna. Fatto grave, è accaduto, non condannato da nessuno. Questa è la sconfitta sociale per un popolo, per i sardi, legata alla volontà, alle vicende, alla soggettività che impone la schiavitù. L'industria bellica in Sardegna c'è e si vede, grandi spazi e territori per tutti i paesi della NATO, per i loro bisogni, a spesa della società civile sarda, a spesa del futuro di noi sardi. Noi, non indifferenti, continuiamo a rivendicare, a difendere la posizione politica della pace. Agiamo, dobbiamo agire, far pressione sulle istituzioni, dobbiamo continuare a farlo. Un impegno politico corale per la pace occorre preparare per andare insieme e in tanti, come diceva la dottoressa Lidia prima, e in tanti dove i politici si incontrano all'ONU, a Bruxelles, all'Unione Europea, le istituzioni del governo, tutte insieme, quelle nazionali, devono essere pressate finché mettiamo in campo la politica di pace. L'Italia ripudia la guerra? No, se fornisce armi. Occorre non consentire più la produzione di armi che aumentano il pericolo e il rischio di conflitti, che verrebbero sempre meno controllabili. Piccoli mondi si riuniscano, ecco. Se il mondo, il nostro pianeta, la gente è in pericolo, la gente a tutti si ritrovi là, dove si riunisce e si incontra il grande potere. Ricordiamo Gramsci che in uno dei suoi passaggi disse: in Sardegna più della malaria uccide l'invidia. Chi ancora prima di loro c'erano gli spagnoli, poco locos malunido. Basta. Si ricordino i giovani che ci sono i vecchi, che ancora hanno qualcosa da insegnare. Insieme vinciamo queste battaglie, se si vuole fare. Per noi l'impegno continua. Grazie. Grazie Angelo. 8 minuti per tutti. Va bene, io credo che ci siano alcuni che abbiano rinunciato, alcuni partecipanti che abbiano rinunciato al loro intervento di dibattito. Credo che non ci sia Fridays, per esempio, quindi possiamo anche aprire, e nemmeno potere al popolo, credo. O c'è Claudia Ortu? Comunque, se c'è qualcuno che ho chiamato nei giorni scorsi, si può avvicinare e chiedere la parola. Volevi intervenire? Sì, ma velocissima, perché io devo dire... Vieni qui. Ah, sì, aspetta. Ho sentito moltissimi discorsi assertivi, sui quali concordo pienamente in termini di analisi e in termini di smontaggio anche. Però mi permetto a questo punto di aprire un altro campo che secondo me va praticato, ed è il campo della cultura, dei paradigmi, del modo di concepire, perché a mio avviso il militarismo non si smantella semplicemente dicendo fanno questo, fanno quest'altro, provano con questo. Secondo me bisogna ricostruire le ragioni, gli atteggiamenti che portano al militarismo. In particolare mi piace suggerire 2 elementi
che sono fondamentali e che politicamente andrebbero affrontati ed eventualmente, non dico proprio sciolti, ma comunque gestiti. E sono il concetto egemonico e il concetto dell'esclusione. La guerra. Allora, se noi pensiamo alla società da cui proveniamo, noi proveniamo da una società che è stata costruita attraverso dei miti guerreschi e attraverso processi proprio egemonici e di esclusione, con i quali comunque prima o poi bisogna fare i conti, perché il militarismo nasce da tutto un modo di porsi nei confronti degli altri e del mondo. Vorrei ricordare solo due cose. Roma nasce perché un fratello ha ucciso un fratello e Brenno, con molto saper fare pratico, nel momento in cui si accorse che la bilancia non pendeva dalla parte sua, estrasse la spada e mise la spada, e allora la bilancia pendette da quella parte. Con queste cose, secondo me, dobbiamo fare i conti. Allora, il militarismo nella scuola non vuol dire semplicemente amare i militari, ma vuol dire tutto un mondo concepito in un certo modo, un'educazione, una formazione. Scusate, può sembrare il discorso di una vecchia, forse lo è, però sentivo di farlo. Grazie. Prego. Marco Mammei, dessa socio dei consumatori dessa Sardegna, è giusto? Le mie sono alcune precisazioni. Cioè, per quanto riguarda l'intervento della segretaria di Libero, cioè la informo che le associazioni che si sono costituite parte civile sono parte integrante e hanno i militanti che militano almeno da 50 anni nei movimenti contro le basi militari. Per cui non sono associazioni che partecipano come parti civili staccate dalla realtà sarda. Per questo mi sembra di aver capito dal suo intervento. L'altra cosa che chiedo, cioè io non so se c'è qualche uno di Unica Radio, cioè che ci sia una... Ecco, no, è uno strafalcione, ma bisogna riprenderlo. Cioè in Sardegna non esistono migliaia di lavoratori che lavorano alle fabbriche di armi. Cioè stiamo attenti quando diamo le notizie. Già riusciamo con grossa difficoltà a passarle. Per anni abbiamo combattuto per far sapere che i dipendenti della RVM erano 78 dipendenti. I miliardi che hanno preso le RVM per aprire sono 4 miliardi, non 4 milioni di lire, non di euro. Cioè ogni anno, cioè, i bilanci a partire da siamo 2015, sì, dal 2015, i bilanci della RVM li abbiamo inviati a tutti i giornalisti della Sardegna. Tutte le redazioni ce li hanno. Hanno sempre parlato di dipendenti RVM Iglesias di 400-500 dipendenti. L'ultima trovata che è stata fatta quando si è svolta la conferenza di servizi, dove era presente anche l'amministratore delegato, ancora per una volta ha dichiarato che loro occupavano 500 dipendenti. È registrato, basta vedere i dati, ed è stato chiesto di precisarlo in maniera puntuale. Per cui questa è la prima parte, poi do la parola a Enrico Sanna che interverrà a nome della Confederazione Sindacale Sarda. L'altra parte, badate, il 18 e 19 ottobre iniziano in Sardegna altre grandi operazioni militari, cioè dove verranno coinvolti e saranno interessati tutti i poligoni in Sardegna. Io lancio l'appello, cioè, io non faccio coordinamenti, non ne faccio più. Tutte le associazioni che intendono mobilitarsi per far sì, a partire da quando arriveranno, perché arriveranno al porto di Cagliari, al porto canale di Cagliari. Chi vuole
e ha intenzione di fare sit-in, noi li faremo, di fare cartellonistica, di impegnarsi, di portare avanti senza coordinarci. Ogni associazione si faccia carico di un pezzetto di questa mobilitazione, perché siamo stanchi, cioè, di portare avanti sulle nostre spalle gli impegni e le assenze dei tanti. Enrico, però c'è. Prego. Proviamo a riflettere sul passaggio e storicamente possiamo a ripassare tutto. Difendiamo... Però così non ti senti, abbi pazienza. No, però puoi intervenire, puoi dirlo dopo che interviene lui. No, perché adesso volevo solo aggiungere questo. Vogliamo riflettere sul fatto che qualcuno dice e non riceve l'istituzione qualcosa. Dobbiamo difendere Dio. Vogliamo vedere che cosa vuol dire il militarismo quando si parte da una frase come dobbiamo difendere Dio. Un po' di conti con la storia. Grazie. Scusate, proprio fatto una prepotente. No. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, qual è il miglior modo per veicolare messaggi di pace e di non violenza? Ovviamente è quello di leggere tanto, informarsi e di scrivere dopo essersi informati. E Futura da Piero lo sta facendo alla grande come tanti altri giovani come lei. Ho visto nei giorni scorsi un video su TikTok dove in Moldavia, da quel che sembra, sono arrivati i soldati americani NATO. Sono estremamente turbati i cittadini, per l'appunto. Ho avuto modo di sentire una cara amica che ha abitato per tanti anni in Moldavia, lei stessa è moldava per l'appunto, e mi ha riferito che la paura, il timore sono tanti. Io ho detto, in un certo senso a me questo video che è stato pubblicato su TikTok non ha fatto così tanto specie, perché noi ci siamo abituati a vedere militari che transitano nelle strade. Giusto qualche settimana fa una ragazza che correva nei pressi di Mosca ha avvistato dei militari che si stavano esercitando, no? Un po' come il videogioco Call of Duty, non so se lo conoscete, però come stiamo arrivando a quei livelli là. Ecco, è importante, sicuramente importante fare opere di sensibilizzazione. Noi come Confederazione Sindacale Sarda ci siamo mobilitati da subito, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. 2 giorni dopo siamo riusciti a raccogliere l'appello di oltre 3.000 persone che si sono riversate in piazza Garibaldi, hanno manifestato con noi, con un corteo, con un'unica voce univoca e risoluta, ovvero quella di fermare le armi e soprattutto riprendere il dialogo tra le parti, diplomazia e dialogo, quella che è mancata nel corso degli anni. Penso anche banalmente prima all'amico del Comitato di Riconversione del WM, ha parlato benissimo. Una guerra, quella in Yemen, che ha fatto emergere di quanto siano deboli le nostre democrazie, di quanto siano ipocrite le nostre democrazie. Però quello che dobbiamo fare, quello che stiamo continuando a fare è importante. Come ha detto giustamente Marco Mameli prima, è importante scendere in piazza, è importante organizzarsi, a prescindere dai coordinamenti, a prescindere dalle associazioni, anche come liberi cittadini. Il cambiamento deve essere individuale, ognuno nel proprio spirito, nella propria quotidianità deve fare di tutto per far sì che si possa gettare il semino e, se non cambiare il mondo, che è molto difficile, perlomeno migliorarlo. Ecco, ritornando al discorso dei libri, penso a dei libri che non hanno cambiato il mondo ma l'hanno migliorato. Pensiamo al Capitale di Karl Marx o al saggio sulla libertà di John Stuart Mill. Non hanno cambiato il mondo ma lo hanno migliorato. E chi ha letto e chi l'ha letto bene quei libri lo sa perfettamente. Quindi l'unica cosa che mi sento di dire è: viva i giovani, viva la gioventù, viva Futura d'Aprile. Grazie a tutti e buonasera. Mi sembra un ottimo appello che ci possa condurre poi alle conclusioni
di questa serata. A me piacerebbe continuare a interloquire con Futura ad aprile, però volevo precisare una cosa: noi qua ci siamo visti in tanti stasera, non è stato semplice organizzare questa assemblea perché non c'è solo un orientamento, come non c'è solo un'unica indicazione di voto. Se ci siamo visti in tanti, come ci siamo visti in tanti all'ultima manifestazione di Aforas, è perché abbiamo messo insieme tutta questa galassia di organizzazioni politiche, sindacali, mondo dell'associazionismo e mondo anche del terzo settore. È evidente che questo mondo non va a votare alle prossime elezioni con una sola lista ed è evidente che non possiamo considerare come sbagliate le scelte che fanno parte delle nostre organizzazioni, dei nostri militanti, dei nostri attivisti e delle nostre attiviste, anche perché non mi sembra che abbiamo vinto, ragazzi, cioè, non mi sembra che siamo riusciti fino ad oggi a ottenere qualcosa di particolarmente significativo e che abbia inciso nella società sarda. Quindi mi sembra che dovremmo partire un pochettino da un ragionamento collettivo più ampio, plurale, democratico, che possa mettere insieme tutti per le prossime iniziative, per le prossime manifestazioni. Mi sembra che ci siano nel mondo, voglio dire, degli esempi che possiamo prendere a considerazione per costruire radici nel mondo della società civile e per produrre elementi di cambiamento reale che si producono attraverso dei cambiamenti dentro la società, ma anche dei cambiamenti dentro la politica, dentro il sistema delle istituzioni. Però davvero non c'è un'unica risposta e non c'è un'unica pillola che qualcuno ci deve consigliare di prendere ogni volta che ci dobbiamo vedere qui. Quindi mi piacerebbe davvero ricondurre la discussione alle conclusioni e riprendere il dialogo con Futura, che ringrazio. So che l'assemblea che è stata fatta ieri dal comitato riconversione RVM a Iglesias è andata molto, molto bene. Io penso che Futura ritornerà in Sardegna perché è stata richiesta anche dai moresi e dai sassaresi, quindi sicuramente ci sarà un'altra tappa, perché purtroppo questo libro, rispetto a ciò che accade nel globo, è in costante aggiornamento. Vorrei partire proprio dalle conclusioni di questo lavoro, proprio rispetto a quello che rappresenta la guerra oggi, perché se qualcuno ha pensato che la guerra in Ucraina o in altre parti del mondo potesse in qualche modo modificare anche i rapporti geostrategici, geopolitici, in un senso multilaterale, in un senso non solo schiacciato dalla parte della NATO, ebbene si è sbagliato, perché stiamo andando nella direzione opposta. È sotto i nostri occhi anche un'estensione del conflitto verso altre parti del mondo, e anche molto più preoccupanti, come quella delle Afriche. E il mio terrore è che la guerra in Ucraina sembri, come hanno indicato alcuni osservatori, una scampagnata, se dovesse scoppiare una guerra nelle Afriche. Quindi io vorrei dare la parola a Futura, partendo dalle conclusioni di questo lavoro e anche partendo da ciò che è emerso durante tutte le presentazioni che ha fatto in Italia. È stato a contatto con tante realtà diverse fra loro, dai centri sociali, da Napoli a Torino, anche organizzazioni cattoliche del terzo settore, non necessariamente pacifiste e antimilitariste. Grazie Roberto, grazie anche per tutti questi interventi. Gli spunti sono stati molti, ripetere tutti quanti diventa complicato, però
effettivamente sono questioni che il libro tratta e che prima non trattavo, come quella dell'ambiente, perché ovviamente il legame tra il settore militare e quello dell'ambiente è enorme ed è un problema grave quello che non si sappia poi quali sono le conseguenze dei poligoni piuttosto che di fabbriche che fanno bombe, ma insomma in realtà questo è un problema che si pone anche fuori dal settore militare. Vengo da Taranto, l'abbiamo visto, è lì, è Libano, non fa bombe, però insomma gli effetti sono assolutamente disastrosi sul territorio, sulle persone, sulla salute, e anche lì parliamo di grosse aziende che sono sempre poi intoccabili, perché, o meglio, non sono intoccabili, pretendono di essere, però poi alla fine insomma anche loro devono rispondere di quello che fanno. Però ecco, sono temi molto, molto importanti, c'è bisogno secondo me di molta mobilitazione, su questo voglio insistere. In realtà volevo anche presentare due casi importanti, visto che si è citato prima la Aermacchi di Torino piuttosto che il caso delle mine. Sono due storie secondo me molto belle perché, insomma, raccontatole velocemente, poi nel libro ci sono la questione delle mine. Sì, le mine Valsera sono le più potenti che esistono, sono di plastica, quindi è difficile anche trovarle. Però sì, questa azienda poi a un certo punto chiude perché l'Italia firma il Trattato di Ottawa contro le mine e quindi non può più produrle. Ma in realtà è una mobilitazione che nasce dall'interno, in cui c'è una donna, Franca Faito, che lavora in questa fabbrica, che si rende conto che quello che loro fanno non sono più giocattoli, perché è una fabbrica che viene acquistata e fa prima giocattoli e poi fa pezzi per le mine, si rende conto che sono pezzi di mine, quindi mobilita le sue compagne, le sue colleghe, che scioperano senza ricevere lo stipendio per un anno, mi pare, e riescono ad arrivare a ottenere qualcosa. La fabbrica chiude, soprattutto l'azienda che la riacquista non può ottenere i progetti delle mine, perché quelle sono le condizioni dettate dalle operaie che comunque negli anni 80 avevano, cioè, ovviamente non un altro livello di istruzione, però cioè, questo per capire quanto sia importante la coscienza che ognuno ha di quello che fa, perché fare un pezzo di qualche cosa vuol dire che comunque contribuire magari da un'altra parte a fare qualcosa di terribile, oppure fare una cosa piccola come essere qui, come leggere un libro, come informarsi, può essere un pezzetto di qualcosa che invece è bellissima, può portare a tutt'altro rispetto ad una bomba che cade in Yemen o una mina che ancora 30 anni dopo esplode in Iran o in Iraq. E l'altra cosa un altro esempio positivo volevo presentare, visto che qui abbiamo l'osservatorio e quindi per non andare sempre agli anni 80, è il caso dei ragioni preziosi, degli zaini della folgore dell'esercito, che come osservatorio avete fatto notare che c'era questa splendida pubblicità e adesso non verranno più fatti, sono stati tolti dal mercato. Quindi questo dimostra che non bisogna andare agli 80 o 90 per far capire che si può fare qualcosa, ma mobilitarsi, fare campagne anche sui social, cioè quindi anche un po' adeguandosi agli strumenti attuali, funziona, cioè la giochi prezzi se adesso questi anni non li può più fare, siamo una cavolata, però sono proprio le scuole, bambini, l'educazione che sono importanti, perché magari adesso tanti genitori si interrogano su quanto può essere dannoso per un bambino avere uno zaino con la scritta folgore esercito, magari la prossima volta che vanno a comprare un gioco per i bambini al supermercato non prendono la pistola ma prendono un'altra cosa, perché poi sono comunque gli argomenti molto correlati. Per chiudere, insomma, quindi ricondurmi alle conclusioni del mio libro, ma anche a quello che è stato detto sui valori, su quello che rappresenta l'Italia, che rappresenta l'Europa. Ecco, questo è un tema molto difficile perché poi c'è da chiedersi questi valori sono i valori di chi? Che estensione hanno? Valgono anche fuori perché l'Unione Europea è nata su dei valori che sono comunque condivisibili, di democrazia, di libertà anche di spostamento, però di chi sono? Sono veramente internazionali o sono solo nostri? Che noi questo che stiamo rinfacciando in alcuni altri paesi, di non rispettare questi diritti. Però noi quanto lo facciamo? E quanto usiamo le armi per non farlo? Quanto usiamo la difesa? Che difesa non è soltanto appunto il carro armato, non è solo la bomba. Difesa sono anche i droni della Frontex fatti da Leonardo che pattugliano i confini, che dopo segnalano la Guardia Costiera libica che noi, tra l'altro, equipaggiamo, dove sono. E quindi questi valori dove sono? I valori europei in questo caso. Quindi abbiamo buttato il cane che si mangia la coda, per cui tu hai stati, l'Italia ma non solo, che continuano a fornire armi, soprattutto a regimi repressivi, quindi anche in Africa, questo è un tema che è stato molto tirato fuori. E poi che succede? La gente scappa e si trova quelle stesse aziende che vendono le armi, a cui arrivano altri soldi per poter proteggere le frontiere, quindi questa famosa fortezza Europa, che è sempre più fortezza digitale, tra l'altro, non soltanto proprio militare nel senso più stretto. Quindi ecco, bisogna interrogarsi anche una questione di valori, cioè sono valori europei o sono soltanto
cioè sono nostri e quindi non valgono più fuori dai confini europei, o poniamo veramente adesivo internazionale e farli valere anche per gli altri. Questo ha delle grosse implicazioni non soltanto in politica estera, ma per la difesa, quindi su questo dobbiamo un po' interrogarci, trovare una risposta e far sì che questi valori che sono riconosciuti internazionalmente anche dai trattati a cui non siamo obbligati a rispettare, insomma, valgono veramente dagli zaini fino alla gestione dell'immigrazione e della difesa. Grazie. Grazie, Cultura d'Aprile. Io penso che, parlando anche a nome di Franco Meloni, del periodico Aladdin News, che questo dibattito possa continuare. Gli interventi che sono stati fatti, le persone che sono intervenute stasera possono scriverci via mail, mandarci il loro intervento, anche le persone che non sono intervenute possono mandarci il loro intervento. Continueremo questo dibattito nei nostri periodici online, nel cercare anche di riconnettere quel tessuto di movimento che un po' si era andato perdendo. Ringraziandovi, vi ricordo che sono rimasti ancora alcuni libri in vendita e c'è lì la cassetta delle offerte. Grazie. A Futura. Non lo so, non ne ho idea, adesso glielo chiedo. No, ce ne sono altri. Futura, ne hai altri libri? Sono finiti. No, però potete ordinarli. No, li potete ordinarli tramite Futura, ve lo spedisce a casa, credo, tramite Sul suo sito. a Futura. Sul suo sito. Sì, ma mettetevi d'accordo con Futura, vi prende i dati e come funziona? Io posso ordinarli dalla mia casa editrice, mi fa arrivare molto prima, però mi serve un unico indirizzo, cioè non lo posso spedire 5 indirizzi diversi, io non posso, perché è un unico ordine, altrimenti no, se è un problema no, io lo potrei ordinare per sempre. Ok, allora ci sono Due modi, o ordinate tranquillamente da una libreria che preferite online, oppure... alla libreria Tiziano li potete ordinare, io l'ho preso alla libreria Tiziano il mio. In via Tiziano, sì, qui a Cagliari. Sì. Grazie.